Oggi bambini impariamo un po' di inglese. No frost. Allora, il no frost credo che sia quella roba di frigo che ti fa fare tutto il ghiaccio, che non lo fa aprire. Credo che il no frost sia questo. Questo è il significato di no frost. Ok, fermi tutti, sono in colonnina, sono nell'area camper di Sant'Ostino di Livenza, dove avevo io segnalato che mancava la corrente, quindi l'hanno rimessa. Vedi, a volte basta poco, vai sull'internet e cerchi il sito del comune e fai presente. Allora, con il nuovo alimentatore DS Tech che mi hanno gentilmente omaggiato, da quant'era? Da 20 o da 30? Sto guadagnando 15,7 A. L'ho voluto apposta basso perché così con l'alimentatore basso posso utilizzare il clima, il microonde, tutto quello che voglio. Oppure tento, guarda là, occhio adesso, occhio adesso, che bello, 82 ampere di guadagno. Cosa succede? Io ho la metà di batteria. Con questo sistema io adesso ricalcola il pannellino, adesso ti dico, in 3 ore ricarico le batterie, 2 ore e mezza, 2 ore, in 2 ore mi ricarico metà batteria, cioè in 4 ore mi carico 400 ampere di litio, porca troia. Vedi, ascoltare il singano, va sempre tutto sotto interruttore, perché l'interruttore è una sorta di adattamento alle circostanze, ok? Cioè, tipo, se ora posso, accendo anche il secondo alimentatore e carico 82 ampere. Ok, io è vero, devo stare zitto, non devo anticipare nulla del Pullman 4.0 by DS Tech, perché vabbè, tanta roba, anche se per il momento si sta un attimo vedendo di sistemare prima il camper, prima di arrivare a dire tanta roba, perché se non si sistemano delle cose del mio camper non ci potrà essere il Pullman 4.0. Se non smonto sempre il Pullman non sono contento, perché vari mille utilizzi di Freud, e perché sto montando questa ciabatta con stabilizzatore, salva tensione, tutto quanto, e che ha anche per il carica per un USB Type-C, un USB normale, e le 2 prese tripolari con le varie dimensioni e un asciugo. Mi è molto utile per il monitor, che vedi purtroppo l'Apple Display ha il cavo integrato, cioè non si stacca, non riesco a capire perché hanno fatto sta cagata. Comunque vabbè, ho risolto così. Bellissima. Ora continuo a fassiettare tutto. Vediamo. Sì, direi di sì, decisamente sì. Poi da qua no, non vedi, vediamo da seduto, vedi su quel cavo lì. Adesso trovo il modo di rialzarlo in qualche modo. Perfetto, postazione di lavoro ultra perfetta. Vieni, che figata. In più qua ci vanno le scatole della roba da vestire e poi viene tirata la tenda, quindi non si vede niente, però insomma, per aumentare l'aerazione direi che le fascettature sono importanti. Ok, funziona alla grande. L'unica cosa invece che mi sa che ho perso è il collegamento tra l'Xbox e il monitor, in quanto qui ci sono solo USB-C e la porta Thunderbolt, e lì c'è HDMI. Ho preso un cavo, ma dubito seriamente che funzioni tramite il cavo. Credo che ci voglia uno di quegli aggeggi per far streaming, quelle cazzate là. Vabbè, vediamo. Un'altra cosa utile per il camper, sì, ho fatto shopping, ste borsette che non sono come quelle dell'Ikea, queste sono quelle, tu devi cercarle da lavatrice, ok? Qui dentro puoi metterci delle felpe, dei maglioni, ok? E ti stanno alla grande e traspirano, quindi non fanno muffa. Quindi se hai, vedi, tipo qua, dei maglioni da mettere così, con quelle là vai alla grande, li tiri fuori e li metti dentro senza che si aprano, si rovinano, capito? Oh, se anche tu hai i sedili del camper davanti così distanti e nel centro è piatto, in poche parole, se anche ti sta a cabina di guida così, guarda, il cane sta comodo, vero cane? Sì, chi taccia consente. La comodità di avere una gomma lunga 40 metri, ma non te vedi niente, no? Se pure buio in testa, guarda che mestieri. Tutta un'altra roba, ragazzo, con i sacchetti, tutta un'altra roba, cioè, guarda, infili, a parte che ho una mano sola, ok? Cioè, infili e senza che stropicci la roba, cioè vai a incastro, è perfetta, senza che i maglioni si aprino, perfetto. Oh, guarda l'ultima. No, non è la luce, guarda. Tac. Voilà, porta tablet.
Sì, dovrebbe, no, senza dovrebbe, questi attacchi qui non vengono toccati dalle sbarre quando salgono e né tantomeno da questo qua, che gli passa a tanto di distanza così, quindi non viene toccato. Facciamo la prova del 9? Allora, vediamo. Il bacchetto non lo tocca proprio. Qua vediamo. No, sfiora. Perfetto, eccolo lì. Se lo mettevo un po' più in qua si poteva attaccare il tablet, vabbè, non aveva senso attaccare il tablet qua quando il letto è su, non aveva minimamente senso. Ok, perfetto. Ma che roba, al millimetro. Fantastico. È il genio che parcheggia l'auto su un'area camper con 4 stalli. Abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità e donne freddolite negli scialli che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa, gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. Gente di mare, e quando ci fermiamo sulla riva, gente che va, guarda l'orizzonte se ne va, gente di mare, portandoci pensieri alla deriva, per quell'idea di troppa libertà. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa, gente corsara che non c'è più, gente lontana che porta nel cuore questo grande fratello blu. Assistenza al computer di Giacomo, mi farò pagare in caramelle. Il Surface che avevo, te lo ricordi? Il mio primo computer, che quando vendetti la Smart presi questo con i soldi della Smart. Certo che non riesco a trovare differenza tra i testi di marketing e i testi di controllo mentale delle masse, tipo ad esempio, non so, un Le Bon, che fatta caso qua è anche menzionato. Pensate a come cambiano le cose, no? L'avrò smontata 1000 volte questa scrivania rifascettata. Qual è il problema? Mi si è bruciato questo hub da tavolo e pertanto ho proceduto al reso e mi sono acquistato quest'altro che in più ha l'USB-C e il voltaggio. Ovviamente il cavo dell'alimentazione passava dappertutto, l'alimentatore è diverso, cambia il voltaggio, era lì incastrato, quindi smonta la presa, rismonta tutto, e purtroppo chi ha un camper sa che i lavori sono difficili, richiedono molto tempo proprio perché manca lo spazio, cioè bisogna fare le acrobazie, è quello che porta via tempo, il passaggio dei cavi, eccetera. Sono dal falegname, sì, no da bestemmia, che altro, quel che mi ha fatto a scrivania. Dobbiamo fare una portellina per riuscire a fare la manutenzione dell'alde, perché gli hanno fatto la porta attaccata alla parete, la parete non si può togliere. Vengo a come, perché vedi c'è questo tubo che passa dentro, quindi come fai? Potresti spaccare sotto, ma è un casino. Adesso vediamo se non mi diventa bestemmia anche lui, dettagliare da qui tutto quanto e anche fin là, che così ho anche l'accesso per la pompa dell'acqua.
Va fuori, vai, dai. Op, su, ecco, dai. Oh, là. Adesso andiamo nel